I bambini sono il sale della vita, ecco che quando l'acqua bolle devi buttarli dentro. No, perché quando chiedi un volontario sono solo bambini, ma è un adulto che si alza, voglio parlare, non vuole salire nessuno, ti guardano con l'espressione di tipo, stai parlando con me, so che adesso è dura perché io devo scegliere uno di voi, lo so che, ecco come ho fatto questo momento, la gente proprio si intristiscono, c'è quelli che indicano gli altri, prenda lui che è molto bravo, che cacchio, ma chi ti conosco? Quell'espressione che ti guardano di tipo se vede da quella parte qua ti faccio un culo così. Vediamo un po' chi può salire una persona. Ecco, venga lei, grazie. Un bel applauso al signore. Sì. Venga sul palcoscenico che è il signore di prima, quello che girava, che non trovava il posto. Metti pure qua, è fondamentale. E l'accappatoio poteva lasciarlo a posto, che non c'è problema. Se lo vuole dare a me? No. Non so. Allora lo consegni al... Se non serve... E glielo butti sulla testa la prossima volta. Passi pure da questa parte, da una parte. Se parte, deve passare di là. Oh, perfetto. Perché non tocchi. Questo è un meccanismo tutto ad orologeria che funziona senza intoppi, tutto funziona. Questa è quella che noi chiamiamo una lezione di magia. Ma se si mette davanti, la gente vede, non è che sta di fianco, si mette col culo così davanti, la gente che la vede, la scrive. Bene, noi tutti fin da piccoli siamo stati appassionati di magia, di prestigiazione. Abbiamo un microfono per il signore? Eccolo qua. Ecco, tenga il microfono che le faccio delle domande. Vuole comprarsi un appartamento qua dentro? Microfono, grazie. No, non c'è dentro la sorpresa, non c'è la sorpresa. C'è un pulsante, schiaccia il pulsante e a posto. Prova, sa, prova, 1, 2, prova, sa, prova il microfono. Vogliamo incidere un disco? Per provare che se andava. Ognuno di noi ha avuto la passione fin da piccolo dell'illusionismo, della prestigiazione. Anche lei da piccolo sicuramente avrà avuto la passione della magia. Ma poco, molto poco. Lei ha fatto la colonia a Rimini? Al mare? Al mare? No. Vabbè, ce l'avrà qualche passatempo, qualcosa, un divertimento, che ne so, le ombre cinesi, la scienza dilettevole. No, non ho mai avuto ombre cinesi. Non è che uno ha le ombre come una malattia, le ombre sono un gioco. Vabbè, ci avrà qualche cosa, farà qualcosa di divertente adesso magari. Ah sì, adesso faccio la raccolta. La raccolta differenziata, si impara la plastica No, faccio una collezione. Una collezione? Sì, attualmente una collezione faccio. Che cos'è questa collezione? Ma faccio una collezione di etichette di detersivi da tutto il mondo. Una collezione particolare, c'è un circuito, se raggiungiamo 75.000 etichette in base al marchio, diciamo, abbiamo dei premi a scalare. Come funziona? Le taglia con la forbice? Sì, se la scatola è di cartone, diciamo, ritaglio l'etichetta semplicemente, se invece il fustino è di plastica, come capita molte volte, allora prendo il fustino, lo metto nell'acqua tiepida, non molto calda. Sto venendo la pelle d'oca. E come si chiama? Collezione di etichette di detersivi. Come si chiama lei? Com'è che si chiama lei? Armaldo mi chiamo. Arnaldo, è la sua collezione di etichette, un bel applauso da Arnaldo. Mi chiamo Armaldo. Come? Armaldo con la M. Armaldo. Armaldo, sì, Armaldo. Mai sentito. È la prima volta che sento un nome Armaldo. Non è colpa mia, me l'hanno dato quando sono nato. Certo che uno quando muore non glielo danno il nome. E c'ha un'origine questo nome Armando? Ah sì, perché anch'io ero un po' curioso poi con l'età, insomma. Allora ho scoperto che era un condottiero del 1200 Basta tedesco. perdere tempo, venga qua che cominciamo, le spiego quello che succede. Allora lei. Abbiamo le istruzioni con le quali noi faremo questo gioco in base a queste istruzioni, che sono istruzioni, lo dico anche per i bambini, perché se volete diventare prestigiatori dovete imparare. Non tocchi perché qua, ecco, l'unica cosa che non deve fare è toccare, perché è un meccanismo ad orologeria, è una cosa precisa. Abbiamo il tubo A e il tubo B, la bottiglia B, il bicchiere C. A va in A, B in C, va B, C. A in A, B in C, B, C. D'accordo? Praticamente quello che succede è questo: quando io coprirò il tubo A e il bicchiere C, avverrà la trasmigrazione, cioè il bicchiere passerà al posto della bottiglia e la bottiglia al posto del bicchiere. Chi è Silvan? Sì. Ho fatto una battuta così. Cominciamo. Allora, A. Svuotare il bicchiere.
È forte però, Sì. Il gioco non è questo, il gioco è quello della bottiglia. Bene, detto questo andiamo a coprire A in A, vinci, BC. Vuole fare lei con le sue mani se vuole, oppure lo faccio io. Andiamo a coprire con la sua mano. Sì. Con le sue mani. B, C, B, C, B, A in A, B, C, B, B, C. Bene, la cosa fondamentale perché il gioco riesca è che ogni prestigiatore ha una parola magica. Lei, adesso nel ruolo di prestigiatore, ha una parola magica? Salta di là e tu passa di qua. Poi c'è una muta di cani sotto. C'è un Labrador che corre con un setter dietro che lo insegue. Non c'è qualcosa di più elegante, che ne so, un francesismo. I maghi usano delle parole un po' emblematiche, un francesismo, che ne so. Voilà, Fifi, passa di qua. Fifi. Andiamo a vedere quello che è successo. Voilà, è rimasto di qua. Non è venuto. Un attimo, sto studiando. Ci siamo, sì. Dobbiamo ricominciare da capo, scusate un attimo. Leggo. Svuotare il bicchiere? Votare il bicchiere. Come forte però. Andiamo avanti, copriamo A con A. A in A e B in B. A in A e B in C in C. Ecco, una cosa B, C, fondamentale B, C. che non abbiamo fatto prima ed è fondamentale, il gesto magico. La parola magica, ce l'abbiamo, la parola magica. Voilà, Fifi. Sì, no, lasciamo perdere. Voilà. Il gesto magico, ogni prestigiatore ha un gesto magico. Lei deve avere anche lei il suo gesto magico. A parte Voilà. che, scusi un attimo, se lei mi mette il microfono qua e poi fa così, è proprio il massimo dell'eleganza. Non ha qualcosa di più elegante? I maghi hanno dei gesti tipo Silvan che fanno così, anche lei non ha un gesto, invece di andare... Voilà, Fifi. Andiamo a vedere? Non funziona. Svuotare il bicchiere. Tu bois. Allora, un po' di rispetto anche per il pubblico. Allora io dico subito, non appoggiarti, che è un meccanismo. Lo dico anche per i bambini, non è l'atteggiamento giusto, ma anche per gli adulti, se qualcuno vuole fare il prestigiatore non è l'atteggiamento giusto, deve avere un po' di fede, di trasporto, devi credere che la magia esista veramente, allora, solo allora il gioco può riuscire, altrimenti Voilà, il gioco... tu bois, voilà. Cos'è? È riuscito? Andiamo a vedere? Forse. Ma è straordinario, molto un bel applauso, ma ci vuole, ma vede che bravo, lei sta veramente molto bravo, come no, il gesto non è così, ma va bene. Andiamo a rifare un'altra... No, io non lo rifarei. No, rifacciamo. No, perché quando lo rifai che il meccanismo diventi padrone del meccanismo, allora ti diverti perché lo fai, lo ripeti, cioè il gioco riesce, il mago padroneggia lo stile ed è così che diventa Voilà. È contento perché gli piace il gioco. Bravo, andiamo a vedere. Wow. Non è riuscito. No, non tocchi, no, non deve, ecco una roba che mi dà fastidio perché non si tocca, perché se lei tocca... Voilà. Cioè io sono qua che spiego ai bambini l'incanto, la magia, il gioco, lui... Voilà. È probabile che è difettoso il tavolino. No, difettoso lei, guarda, per favore vada a posto, lasci perdere, grazie, no, lasci veramente, lasci, non tocchi, è stato veramente molto simpatico, gentile, ma meno fa meglio, prenda il suo giubbotto, io sono qua che sto spiegando, una fatica per spiegare il giochino divertente che a me poi piace tra l'altro. Volevo dire, signor Cremona, comunque sì. volevo ringraziarla, perché è la prima volta che assisto ad uno spettacolo e ho incluso nel prezzo 3 consumazioni. Ne vuole un'altra? Volentieri, perché... Quando raggiunge i 75.000 punti viene qua che gli diamo il bicchiere della staffa. Grazie, la ringraziamo, pensate a guardare che roba. Sì, però la facevo più simpatica in televisione. Ti sta bene così impari. Adesso. No. E poi
Ci voleva così tanto. È molto semplice, ci sono due tubi, il tubo A e il tubo B, la bottiglia B, il bicchiere C, è molto semplice. Allora si copre con il tubo A il bicchiere, con l'altro tubo c'è una bottiglia di troppo. Allora si copre con questo tubo la bottiglia e l'altro il bicchiere. È molto semplice, bisogna fare un gesto magico, ma non quei gesti, un gesto fatto bene, elegante, così alla Silvan, signori. E il bicchiere passa al posto della bottiglia e la bottiglia al posto del bicchiere. Guardo, fatto. Ora la parte più bella, il bicchiere tornerà al suo posto. E voilà. Cristo, ci voleva molto. Bene, siete convinti? Lo faccio piano, andiamo piano. Allora, 1, 2 e 3. E voilà. Tubo 1, questo copre la bottiglia A. E il tubo 2... C'è una bottiglia di troppo, mettiamola qua. Ok, facciamolo piano, questa qua, metti qua così, questa qua così, lo metti così, e passa. Perfetto. Sto diventando bravo. Questo tubo copre questo, quest'altro... Una bottiglia di troppo. Questo copre questo, e questo quell'altro, e passa di qua.